Il vicepresidente dell'Ars Roberto Di Mauro ha rimarcato in aula la grave minaccia dell'autonomia differenziata che chiedono le regioni come la Lombardia, il Veneto e l'Emilia e che potrebbe aprire un varco pericoloso per la coesione sociale e per i siciliani, in primis il Mezzogiorno in secundis. Un percorso, afferma il vicepresidente della regione, che va fermato, un percorso che dopo lo sfascio dei partiti nazionali della Prima Repubblica, se attuato, porterebbe a un vortice incolmabile per il Paese, determinando dalle regioni ricche regioni alla fame, venendo meno i principi solidaristici e di servizi essenziali che già oggi nel sud e in Sicilia mancano. Per quanto concerne nord-sud, la perequazione economica, infrastrutturale e geografica, che è un gap esistente dall'unità d'Italia a oggi, non si è mai colmata. Da un lato, prosegue l'onorevole Di Mauro, lo Stato centrale non ha mai concesso, come previsto dall'articolo 116 della Costituzione, la piena applicazione e attuazione dello Statuto speciale siciliano, pensato dai legislatori ancor prima della Bibbia laica. Dall'altro, se questo decreto dovesse andare avanti, troverebbe un Parlamento solo a ratificare il volere delle regioni ricche che, sulla base delle entrate tributarie e di nuove funzioni e competenze, di fatto porterebbe a una secessione economica. Il Veneto, continua l'onorevole Di Mauro, per esempio, avrebbe trasferite ben 23 materie e con questo processo tratterebbe a sé dal residuo fiscale i 9 decimi delle risorse finanziarie. Per questo l'autonomia differenziata va fermata subito e stranisce che il Movimento 5 Stelle, continua Di Mauro, che ha preso una barca di voti al sud, potrebbe avallare questo disegno che è criminogeno per i cittadini del Mezzogiorno, che rivendicano risorse e uno Stato più presente nel controllo e nei ritardi delle opere, che da troppo tempo hanno visto il sud come granaio elettorale, senza mai dare attuazione ai proclami e alle tematiche che sono scemate dopo la campagna elettorale. Per questo, da parlamentare popolare autonomista, estenderò questa battaglia che mina le prerogative costituzionali nelle piazze per spiegare ai siciliani che i nostri diritti non possono essere scippati in nome di un accentramento di poteri e di risorse che tagliano il cuore dei siciliani. Intanto registriamo positivamente questa posizione assunta in Consiglio dei Ministri, per cui il giorno 15 non vi è stata alcuna delibera. Lo stesso giorno io presiedevo in parte i lavori dell'Assemblea e nello spazio del tempo in cui ho presieduto ho invitato i colleghi ad agire immediatamente attraverso un dibattito serio e prolungato che si farà martedì in Ars alle ore 16, perché l'Assemblea regionale e il Governo regionale facciano sentire la propria voce al Parlamento nazionale e al Governo nazionale. L'autonomia differenziata, l'ho detto più volte, sarebbe una iattura per la Sicilia, perché verrebbero meno servizi essenziali come la pubblica istruzione, come la sanità, e che ovviamente creerebbero la chiusura di ospedali, il licenziamento anche di professionisti, ma soprattutto il meno di servizi che considero essenziali. Il trasporto pubblico locale, che per esempio anche questo è un'esigenza, perché da un lato ci sono diverse migliaia di persone che vi lavorano, dall'altro è la necessità di collegare il nostro territorio, soprattutto dell'entroterra, con i servizi di collegamento con i centri urbani, capoluoghi di provincia e così via. Quindi sono tre temi: trasporto pubblico locale, sanità e pubblica istruzione, che a nostro parere debbono essere garantiti in quanto trattasi di servizi essenziali. Quindi una posizione politica che credo il Parlamento assumerà all'unanimità, per dire al Governo nazionale: fermati, non osare sfasciare l'Italia, perché questo significherebbe spaccare, dividere l'Italia, con una Italia del nord che è ricca e diventa più ricca, e quella del sud che è povera, che è in grande difficoltà, che conta migliaia di disoccupati. Le cifre più alte, per esempio, a proposito della richiesta del reddito di inserimento, sono proprio in Sicilia, a testimonianza di una situazione difficile. Se a questo aggiungiamo l'ulteriore diminuzione di trasferimento di risorse da parte dello Stato, vuol dire praticamente cominciare un esodo dei siciliani verso il nord, che sarebbe estremamente